Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Dota 2. Quest'oggi ci troviamo in una nuova partita, in un nuovo replay a commentare insieme a un nuovo ospite che quest'oggi mi aiuterà a descrivere questo nuovo personaggio di cui oggi ci occuperemo. Vediamo un po' oggi chi c'è in nostra compagnia. Salve a tutti, io sono Nightmare, ma per gli amici Alessandro, e che dire, mi piace molto questo gioco, ci gioco già da parecchio tempo, Molto e più oggi sono in esperto di compagnia di me. Edward. Ah, non è vero, dai, hai superato già da tanto tempo. Oggi comunque ci Comunque, occuperemo di un nuovo personaggio che a quanto pare sto utilizzando già da parecchie partite e mi sto trovando abbastanza bene. Questo bell'invoker che oggi abbiamo davanti lo utilizzeremo, come potete ben vedere, a questa velocità un po' rallentata per descrivere le sue abilità principali e soprattutto gli oggetti che possono essere migliori all'interno di un particolare game. Intanto possiamo descrivere la nostra squadra, ritroviamo il nostro caro invoker che si ritrova già a livello 12, ci troviamo a una parte avanzata della partita proprio perché all'inizio partita è un po' statico il gioco, invece adesso che si sono incominciati ad acquistare i primi oggetti già può assumere un carattere più longevo. Mentre dall'altra parte, ovvero in top, possiamo ritrovare Skeleton King nei panni di Simo Star e in seguito anche Sven, un altro ragazzo che lo sta utilizzando abbastanza bene. In seguito possiamo ritrovare anche Piadina86, metterò il suo canale in descrizione ragazzi, in compagnia del nostro Jakiro, e mentre ritroviamo anche in giungla Ghost Alpha, ritroverete anche il suo canale in descrizione, sta utilizzando un bel lifestealer che adesso viene colpito da un bel fumo di ricchi attaccato alle spalle, quindi fatto quasi a pezzi. Vediamo un po' come va a finire il combattimento prima di continuare la descrizione della squadra avversaria. Eccolo qui che attiva immediatamente la sua furia per essere immune agli attacchi magici, ma a quanto pare lo attacca di fronte. E qua forse Nightmare ci può aiutare a descrivere una bella tattica contro Ariki, perché è un personaggio molto ma molto fastidioso. certamente Ricky è un personaggio molto fastidioso contro coloro che fanno uso di tante abilità. Solitamente Ricky, la sua punto di forza è il colpo alle spalle e il fumo, che permette sia di silenziare che far mancare gli attacchi diciamo, degli eroi all'interno del fumo. Ma la tattica migliore solitamente è non ritirarsi dal fumo e attaccarlo, come sta facendo Costafa in questo momento. Solamente nessuno sta venendo in suo aiuto ed è, diciamo, Certo, quasi impossibile a perché questo ovviamente stadio il di livello. Lifestealer è un personaggio che a inizio partita è molto ma molto scarso, solo con l'avanzare della partita riesce a essere davvero molto ma molto competitivo. Intanto vediamo un po' in middle quello che sta accadendo, Infatti. un bel combattimento tra Simostar, Piadina e ovviamente il caro Invoker che cercano di bloccare questo bel dio dei fulmini che a quanto pare cade sul campo di battaglia, mentre il piccolo cecchino Sniper, eccolo qui, che cerca di avvicendarsi in questi piccoli meandri della foresta dei Dire. Allora, vediamo un po', eccolo qui, ecco Sniper, guardate come cerca di fuggire all'attacco di Skeleton King che viene colpito immediatamente da una sorta di stordimento e accompagnato da una bella ondata di ghiaccio, segue l'oltretomba insieme alla torre che è appena caduta. Bene, io direi che adesso, dopo aver anche notato la squadra avversaria, ovvero abbiamo un bel Rubik, eccolo qui che di solito lo ritrovavamo in mezzo nei primi meandri della partita, Sniper come avete ben potuto vedere, Zeus, anche Riki, l'avete notato nella giungla che ha fatto fuori Ghost Alpha, e anche Bloodseeker. Quindi vediamo un po' di concentrarci meglio sul gameplay e soprattutto sul nostro personaggio fondamentale, ovvero Invoker. Eccoci qui dopo una breve pausa in compagnia sempre del nostro Alessandro che adesso ci aiuterà a descrivere questo nuovo personaggio, ovvero Invoker, nei suoi minimi dettagli, visto che è un personaggio un po' più diverso dal solito, ovvero non dispone delle stesse abilità che tutti i normali personaggi hanno. Guardate un po', vi è mai capitato di notare un bel tornado in compagnia di una bella meteora al di sopra della vostra testa? E adesso abbiamo qui Alessandro proprio per spiegarci come vanno utilizzate queste abilità e quali sono le tattiche migliori da utilizzare con questo bell'invocatore, che viene per adesso seguito da Bloodseeker dove gli mette un bello squarcio sulla testa ed è Diciamo che costretto non a ho. fermarsi e a cadere al tappeto. Vediamo un po' le sue abilità fondamentali. Lasciamo la parola ad Alessandro. Ok, grazie Edward. E un piccolo commento, diciamo che contro Bloodseeker purtroppo senza mana non poteva salvarsi in alcun modo. In ogni caso, le abilità solitamente di Invoker e gli oggetti sono molto relativi alle abilità del giocatore e allo stile con cui Invoker, diciamo, viene sviluppato, perché è un eroe molto diverso dal solito, infatti è molto difficile da padroneggiare. Gli oggetti solitamente si preferisce tra gli stivali della fase e gli stivali arcani, sia se si vuole un po' di mana, ma solitamente i stivali della fase sono molto più utili in quanto danno sia velocità di movimento in più, utile per fuggire nel caso il nemico si avvicina troppo, sia un buon 24 di danno che è molto utile con le magie appunto di Invoker che si basano solamente sul danno.
Poi vediamo che Edward ha preso il bastone della forza, ovviamente un oggetto utilissimo in quanto ti consente di fuggire oppure di raggiungere, o anche addirittura di prendere un nemico e portarlo verso la propria squadra, se usato, Giusto. diciamo, abbastanza bene. Inoltre Invoker solitamente diciamo, fa uso del bastone di Eul, solitamente per mandare bene a segno, Ma anche se spieghiamo in come questo cos'è momento questo bastone Edward di non Eul, ce perché l'ha. probabilmente ci sarà qualcuno anche che non mastica Dota tutti i giorni. Quindi il bastone di Eul Certamente. è un oggetto molto particolare che dispone di una particolare abilità, permette di evocare un piccolo tornado nei riguardi di un giocatore o alleato o nemico per renderlo immune dalla magia e dagli incantesimi per circa 2 secondi, giusto? Sì, esattamente. E solitamente questo è usato sia per salvarsi dagli stordimenti, ma soprattutto per dare la possibilità al colpo solare di Invoker, che poi sono abilità che dopo spiegherò, di andare a segno, essendo che ci vuole, diciamo, un tempo di preparazione prima che il colpo vada a buon fine. E il bastone di Eolo aiuta. Bene, Per quanto riguarda le abilità, per quanto riguarda le posso abilità, vedere che certo, sì, posso dire che in questa partita Edward si è specializzato più nell'uso dell'X-Court e del Vex, che rispettivamente sono la sfera del fuoco e la sfera elettrica, come si vede dalle abilità. Diciamo che Invoker si basa molto sulla combinazione di questi tre elementi per creare appunto le abilità. In questo caso, come vedete, ha fatto un tornado che si basa sulla combinazione dell'elettricità con il ghiaccio e, come dire, è l'unico personaggio del gioco che dispone di ben 10 abilità. L'unico, diciamo, l'unico problema è che vanno combinate con gli elementi per crearle. E un acquisto molto importante per Edward, in questo caso sto utilizzando Invoker, è lo scettro di Arganim, che ti consente di creare una magia ogni 2 secondi, in modo tale da creare confusione e caos sul campo di battaglia. E in questo caso questi tre elementi non solo ti danno la possibilità di creare le magie, ma ti danno anche dei bonus passivi. In questo caso, come vedete, avendo 3 sfere dell'elettricità, ed Invoker si muove molto più veloce sul campo di battaglia rispetto magari agli altri membri della squadra, questo perché ti aumenta passivamente la velocità di movimento, certo, perché ogni così attributo, come avere cioè sfere ogni elemento, come per esempio il Quas, il Wex e l'Exort, nel momento in cui vengono aumentati per un massimo di 8 di punti, 3 entità. di 8 punti massimi, Sì, questi elementi possono conferire al personaggio che sta utilizzando ovviamente a Invoker un determinato vantaggio. Per esempio, con l'aumentare di Quas viene aumentata la salute e quindi la rigenerazione. Per quanto riguarda invece il Vex viene aumentata la velocità di attacco e soprattutto la velocità di movimento, mentre per quanto riguarda l'Exort viene aumentato il bonus di intelligenza e quindi aumenta il danno dagli attacchi da parte di Invoker. E come ha detto il nostro Alessandro, con la combinazione di questi elementi possiamo arrivare a una composizione di un determinato attacco. Per esempio possiamo arrivare dalla meteora al tornado secondo una scala qui indicata. Ecco qua che ci troviamo un primo ingaggio direttamente. Zeus viene colpito da un'ondata di ghiaccio proveniente da Jakiro e seguito da un tornado, una bella meteora. Ecco qua potete vedere Invoker un po' che lievita dalla magia di Rubik. Vediamo un po' se Skeleton King riesce a fermarlo. Perfetto, Skeleton King ce la fa, ma a quanto pare Rubik era riuscito addirittura a rubare ha l'abilità rubato. a Lifestealer, che lo rendeva immune dagli attacchi magici, ma a quanto pare è riuscito a fuggire. Bene, come potete vedere il nostro Invoker in questa partita si sta specializzando più su una tattica offensiva che difensiva, perché ovviamente vengono potenziati le due abilità, la dominazione degli elementi del fuoco, come potete vedere, Del fuoco e e dell'elettricità. dell'elettricità. Questa è una combinazione, credo che anche Alessandro la pensi così, abbastanza utile nel momento in cui si vuole rendere Invoker molto più propenso ai danni, cioè ad aiutare la squadra secondo questo punto di vista. Solitamente sì, diciamo che specializzarsi sull'Exort e sul Vex implica che si fanno davvero tantissimi danni, diciamo forse a discapito di abilità come il tornado o comunque i muri di ghiaccio e, come dire, morse di ghiaccio che comunque disabilitano alcuni membri della squadra avversaria. Però Certo, puntando sul danno, avendo comunque Jakiro che può bloccare grazie al suo patto di ghiaccio, diciamo forse è meglio specializzarsi sul danno. infatti, perché siccome già nella Anche perché partita è magari disponibile un bel support d'attacco, ovvero Jakiro che è in grado di bloccare gli avversari, era necessario qualcuno che potesse far danno in maniera abbastanza accentuata, quindi possiamo notare Invoker predisposto in questa situazione. Ovviamente ogni abilità di Invoker, come per esempio queste che potete notare, morsa congelante, passo fantasma, parete di ghiaccio, tutte le abilità vengono, come possiamo dire, influenzate dal grado di attributo delle abilità. dal livello delle abilità di Vex, Quas Ed ed Exort. Exort, ovvero più sono
più esatto. sono Più sono alte di elevate, livello. più le abilità possono essere potenti e viceversa. Comunque, visto che stiamo analizzando questo personaggio, ovviamente possono esserci delle tattiche migliori per quanto riguarda l'evocazione di queste abilità per renderlo più efficace in combattimento. Vediamo un po' il parere di Alessandro su queste abilità. La combo migliore, una delle combo Beh, migliori. diciamo, beh, solitamente dipende sempre dal tipo di invoker che si va, diciamo, a giocare. In questo caso, essendo che è un invoker molto, molto d'attacco, e come dice, è un invoker iniziatore, diciamo, questa combinazione di abilità, ovvero un invoker che fa grandi danni nel più breve tempo possibile, che però non riesce a stare a lungo sul campo di battaglia, perché si basa su abilità che fanno molti danni, ma che ovvero non sono, diciamo, come dire, oltre la meteora, il tornado o magari anche l'impulso MP in partita, diciamo nel combattimento di squadra si limiterebbe a quello, a meno che non abbia lo scettro di Arganin. In ogni caso, le combinazioni migliori, solitamente per un invoker di attacco, sono il tornado, che disabilita tutta la squadra se diciamo piazzato nella direzione giusta, e fatto seguire da una meteorite, come avete visto spesso diciamo in questo video, poiché loro non potranno più evitare diciamo, La meteora. il meteorite quando cade diciamo, sul campo di battaglia. Esatto. Dopo il meteorite solitamente è fatto seguire dallo scoppio Cosa fa? assordante, che non so se avete notato è quella folata di vento ghiacciata che non solo disabilita e fa danni alla squadra avversaria, ma addirittura disarma. Disarma vuol dire che non possono attaccare per qualche secondo, però comunque possono utilizzare le abilità dopo diciamo che si sono risvegliati dal ghiaccio. E invece i supporter invoker, ovvero l'invoker che si basa molto su supportare la squadra, Ov- e solitamente sono anche molto Ovvero efficaci, si si specializza basano sul sull'impulso MP. potenziamento di Quas e Vex, l'invoker supporto, giusto? Esattamente. Sì, su Quas e Vex si basa molto sull'MP, perché l'MP è una magia forse un po' sottovalutata da Invoker, perché permette sia di iniziare il combattimento che diciamo crea molta confusione, perché vedendo appunto l'impulso MP, che sarebbe diciamo quella specie di fulmine Impulso viola che elettromagnetico. staziona in un luogo e poi esplode. Sì, esatto, l'impulso Cosa fa di elettromagnetico, preciso? che non solo reca danni, ma addirittura leva il mana da tutti coloro che sono all'interno di Quindi quell'impulso. potrebbe essere utile Levando il per mana, bloccare le loro eventuali magie in un teamfight. sì, solitamente serve appunto ad iniziarlo il teamfight, perché diciamo che un 5 contro 5 con una squadra che non ha mana è più Certo. propensa a perdere, perché appunto Invoker, levando tutto il mana, solitamente i personaggi intelligenti, come nell'altra squadra vediamo Zeus e Rubik, avranno fin troppe riserve di mana. Infatti, oddio, 1400, 1000. Invece magari personaggi come Sniper o Riki non hanno tutto quel mana sufficiente a reggere sul campo di Già. battaglia. Immaginate un Riki senza il fumo, Infatti. che non può Ovviamente il silenziare. fumo di Riki viene utilizzato per Così. silenziare gli avversari. Silenziare significa non far utilizzare le abilità al personaggio che si ritrova per esempio all'interno del fumo oppure che è silenziato. Comunque, vediamo un po' all'interno del middle cosa accade. A quanto pare Jakiro ha utilizzato una bella ondata di ghiaccio che è stata fondamentale per far fuori due avversari tramite la combo che ha appena evidenziato il nostro Nightmare. Come potete ben vedere, un bel tornado, un bel ciclone che alza ben due avversari, li fa cadere al suolo, dove si ritrova una bella lastra di ghiaccio e una bella meteorite per rinfrescargli le idee. Bene, a quanto pare potete vedere che la partita si sta un po' stabilizzando proprio perché ci ritrovavamo in netto svantaggio all'inizio. Ecco qua che potete vedere Riki, il suo vantaggio di essere invisibile, ovvero quello che non possiamo vederlo proprio perché non disponiamo di qualcosa che permette la sua visione, ed è stato proprio Riki in compagnia anche di Bloodseeker a inizio partita a creare qualche problemino. Infatti ci ritrovavamo, mi sembra, a 15 minuti dove la partita era ancora dove stavamo gettando le basi quindi per creare il nostro teamfight finale. Era molto in difficoltà il nostro stile di gioco, proprio perché il nostro Costalfa aveva qualche difficoltà in giungla, proprio perché c'era sempre Riki e Bloodseeker che lo inseguivano per farlo fuori. Ovviamente Sven, che è morto diverse volte proprio perché era solo e non riusciva a gestire la situazione, però a quanto pare adesso la partita si sta stabilizzando, però vediamo un po' come andrà a finire. Intanto ritroviamo sempre Riki dietro le nostre retrovie proprio per dare una sorta di visione anche ai membri della squadra Divisione avversaria, alla e il squadra, suo sì. ruolo è anche quello di scout, ovvero
ovvero quello di girare intorno alla mappa e notare i movimenti avversari. Infatti potete vedere che Bloodseeker e anche Sniper, ovviamente anche Rubik, si stanno preparando per un eventuale attacco. Ecco che Skeleton King immediatamente attacca, viene attaccato da Riki che, accompagnato da un bel tornado, cerca rifugio in queste piccole foreste. Ecco qua potete vedere che già Rubik e Sniper cercano di ingaggiarci, ma a quanto pare ci troviamo in una situazione un po' di stallo, un po' in una situazione di difficoltà, perché non sappiamo che cosa fare, non sappiamo le eventuali mosse nemiche, e quindi staremo a vedere. Ecco qua una bella meteora in questo bel sentiero, cerca di infuocare tutti quanti che vengono colpiti e vengono fatti fuori da un ottimo teamfight. Vediamo un po', ecco che Skeleton King riesce a resuscitare dopo una morte, ed ecco ovviamente Bloodseeker cade in basso dopo un piccolo tornado in questa bella ondata di fuoco. A quanto pare siamo riusciti ad avere la meglio su questo bel teamfight, che stava incominciando un po' in maniera non soddisfacente, proprio perché non riuscivamo a incentrare il nostro punto di osservazione su un personaggio in particolare. Bene, come avete ben potuto vedere, abbiamo comprato lo scettro di Arganim, che è fondamentale perché diminuisce l'attesa e rimuove il costo del mana per ogni incantesimo. Gli incantesimi, come potete vedere, vengono messi in questi due spazi, ovvero nel tasto D ed F, e vengono alternati a seconda delle magie che vengono effettuate. Adesso, come potete ben vedere, ho acquistato l'elmo della volontà di ferro e la tunica del mago. Questi due elementi, sentiamo anche il parere del nostro Alessandro, secondo te su Invoker come possono essere, cioè è una buona tattica comprare questo nuovo oggetto? Perché ovviamente sono... Parli del parlo velo del della velo della discordia, discordia, ovvero ovviamente. l'elmo della volontà di ferro e la tunica del mago sono due elementi, come possiamo dire, due principali artefatti che vengono utilizzati Diciamo, nella composizione del velo della discordia. Vediamo un po' se il velo della discordia è importante per Invoker oppure no. solitamente un invoker col velo della discordia, diciamo, non ne beneficia tanto del velo della discordia perché deve avere comunque la possibilità di Certo. utilizzarlo. Però se c'è in squadra un iniziatore che è in grado di bloccare la squadra avversaria e dare la possibilità a invoker di utilizzare il velo della discordia, solitamente si vince quasi ogni tipo di combattimento. Perché immaginate un meteorite del danno aumentato del Bene. 25%. O anche solo Jakiro che col suo patto di fuoco aumenta il danno del È davvero una 25%, c'è scelta davvero molto una importante. cosa... Proprio in questo caso Jakiro aveva la possibilità di bloccare gli Sì, avversari, quindi è stato fondamentale il velo della discordia. Comunque, come potete... infatti, esattamente. potete ben notare che gli avversari middle sono riusciti a distruggere la nostra torre, ma a quanto pare un bel meteorite li ha cacciati. E vedete Gostalfo un po' inseguito da Riki, che non riusciamo neanche a bloccarlo, perché tramite la sua invisibilità è stato impossibile fare ciò. Ecco che Bloodseeker immediatamente si lancia all'attacco dopo un bel colpo alla testa di Sniper, ma a quanto pare Skeleton King diamo un'occhiata se è Skeleton King, questo ragazzone che sta resuscitando. A quanto pare Riki con la sua abilità, ovvero l'egidia dell'immortale, proprio perché prima è stato ucciso Roshan, rinasce. A quanto pare abbiamo perso due membri fondamentali per la squadra, e come potete ben vedere Riki viene visto appunto perché si trova sotto la torre avversaria. Adesso ci troviamo un po' in difficoltà, quindi potete vedere un po' la R, la ultimate di Jakiro, questa ondata di lava incandescente a terra, serve più per allontanare gli avversari che per ingaggiarli, quindi abbiamo perso un po' questo team fight. Vedete un po' Invoker che non è riuscito a stabilizzare le sue abilità e gli avversari si ritrovano in netto vantaggio. Vediamo un po' intanto, ecco che Jakiro immediatamente riesce a bloccare Rubik, seguito da un'ottima meteora. Guardate un po', però dannazione, il nostro Invoker viene innalzato direttamente al cielo, e ovviamente anche Jakiro viene fatto fuori. Rimane solo Lifestealer che è appena resuscitato, ed è quello che lo ritroviamo immediatamente nel campo di battaglia. Quindi adesso il nostro Invoker sarà costretto a tornare in base a ricaricare e a rinfrescarsi le idee. Bene, vediamo un po' che cosa sta accadendo qui intorno. Ancora Sniper che continua ad attaccare, guardatelo un po'. Bloodseeker ovviamente. Vediamo un po' Bloodseeker, questo personaggio mi sa molto di un carry. Tu cosa dici, Ale? Bloodseeker sì, Bloodseeker è un carry, però diciamo in gioco viene utilizzato come ganker, ovvero ha il compito di uccidere i membri della squadra avversaria. Solitamente il suo logo principale a inizio partita sarà al centro. E ha delle abilità davvero, davvero subdole. Permette di silenziare un eroe nemico per la durata di 9 secondi, però aumentargli il danno del 120%. Ora ho usato ad esempio su Jakiro, che si basa molto sulle magie e, come dire, è molto scomodo per lui. E questa abilità può essere utilizzata anche sugli alleati e se stessi. Se per esempio bisogna affrontare un Lifestealer che si basa molto su corpo a corpo e non tanto sulle magie, può essere utilizzata su se stessi per amplificare i propri danni, per appunto, diciamo, avere la Certo. meglio. Inoltre
diciamo ogni volta che uccide un eroe nemico uccide diciamo un creep, ovvero un omino così, si ricarica la vita di una percentuale appunto della vita dell'omino o dell'eroe. Ha inoltre un'altra abilità che si chiama Sete che permette di rilevare tutti i nemici che sono al di sotto del 50% della loro salute, ovvero tutti i nemici al di sotto della metà della propria vita, diciamo vengono mostrati nella minimappa grazie appunto all'abilità di Bloodseeker. La E la ultima. Ultimate è Sì? un'abilità. La Ultimate è un'abilità che diciamo arreca un danno iniziale di solitamente basso, ma se l'obiettivo appunto che subisce il danno si muove per un tot di secondi, per ogni diciamo passo che fa subisce ulteriore danno. È solamente un'abilità davvero davvero Fastidiosissimo. fastidiosa Che che infatti consente all'eroe mi è costata di parecchio perché avvicinarsi. appunto il mio personaggio è caduto a terra ben 2 volte proprio per colpa di questo Bloodseeker. Come avete potuto ben vedere, la sete è l'abilità passiva che ha appena illustrato Alessandro, seguita anche dal bagno di sangue, la seconda abilità passiva che ha spiegato in precedenza, e anche la rabbia sanguinaria. Mi sono soffermato un po' su questo personaggio perché mi aveva colpito particolarmente nella partita, che mi aveva fatto fuori ben 2 volte e non riuscivo proprio a essere competitivo con il personaggio stesso. Comunque avete assistito appena adesso a un bel teamfight dove è caduto appena a terra Sniper e Ricky, e a quanto pare ce la stiamo cavando abbastanza bene, anche se siamo ancora in svantaggio. Sono riuscito a a completare il velo della discordia, e adesso anche Lifestealer, un personaggio che è forte alla fine del gioco perché viene denominato hard carry, un personaggio che fa soldi durante tutta la partita per poi essere efficace nell'ultima parte. Ha completato il bracciale di Mordigan e il Malestorm. Il consiglio che mi dà sempre Alessandro nel gioco, perché ovviamente Lifestealer è anche è di uso personale, e di completare anche il Mijojlin, il componente che viene dopo il Malestorm. Questo proprio perché per aumentare la velocità di Sì, attacco perché da... del personaggio stesso. E visto che Esatto. Lifestealer si basa molto... Però non ha non gli ha gli stivali. stivali, probabilmente non ci avrà pensato. No. Guardate qua. Vabbè. Vabbè, forse ha pensato che la velocità di Vabbè, movimento e soprattutto gli attributi primari andavano bene così. Però vediamo un po' come andrà nel resto della partita. Vediamo un po' intanto gli avversari che si lanciano all'attacco. Vedete un po' Ricky, Rubik e Sniper cercano di attaccarci, ma ecco il bello iniziatore di Jakiro che lancia una bella ondata di ghiaccio seguita da un altro bel tornado. Ed ecco la meteora, vediamo se arriva. Hanno deciso di lanciare un bel scoppio assordante proprio per bloccare le abilità. Vedete un po' lo squarcio di Rubik e di Lifestealer che blocca immediatamente, di Bloodseeker. Di Eccolo Bloodseeker su qui. Simostar, che quando si muove Infatti, subisce danno. mi sono un attimo confuso, comunque molto molto fastidioso, eccolo qui. Intanto siamo riusciti a respingere questo bel teamfight dove non è morto nessuno, un teamfight ancora molto equilibrato. Vediamo un po' Ricky, questo dannato invisibile che in tutta la mappa continua a rompere un po' le scatole. Ovviamente, ecco qua, guardate un po', Jakiro viene attaccato alle spalle, probabilmente doveva attaccarlo, infatti ci pensa, però ovviamente Ricky è un po' in difficoltà. È un'ottima mossa il bastone della forza su Jakiro, lo porta indietro, ma a quanto pare non ce la fa. Un bel tornado però riesce quasi a salvarlo, però ovviamente la sua preda è Jakiro e non c'è molto da fare, e l'unica opportunità è quella di tornare indietro. Vediamo un po', forse è l'unico metodo per ottenere qualcosa. Attenzione quest'alfa di dietro, vediamo se Ricky si lancia all'attacco. Probabilmente no. Forse l'unico metodo per rivelare gli invisibili in questo caso sarebbe stato utile la polvere dell'apparizione, no? Sì, o la polvere dell'apparizione o la gemma. Prima ho visto che, diciamo, Sven aveva la gemma o anche Lifestealer. E comunque Ricky, diciamo, si basa troppo sull'invisibilità. Se qualcuno... infatti Edward ha appena usato la polvere dell'apparizione per rivelarlo, infatti penso proprio che per Non Ricky lo non so, c'è più sai. speranza. A meno che, Eccolo, oddio, la eccolo sua che velocità scappa, di movimento attenzione. lo aiuti. Un bel... No, non può un bello scappare. scoppio assordante lo mette al tappeto. Anche se era invisibile, comunque ho intuito dove poteva andare il nostro ragazzone. Comunque la polvere dell'apparizione è molto importante, soprattutto quando ci sono personaggi del genere molto fastidiosi. E ovviamente anche la gemma della vera visione, che permette di vedere tutti i personaggi invisibili all'interno di un determinato ambito. E soprattutto nel momento in cui si muore, questa gemma purtroppo cade in terra e solo un personaggio avrà il compito di prenderla. Comunque, un altro oggetto importante per Invoker dopo il velo della discordia, se si hanno oggetti, Alessandro, ci puoi consigliare qualcosa? Beh, diciamo che
con gli oggetti che hai preso, il bastone della forza, lo scettro di Aghanim e quello della discordia, solitamente Invoker non riesce a fare tutti questi soldi in partita. Cioè, infatti la partita sta durando ancora, cioè il timer è a 41 minuti e comunque hai comprato tantissimi oggetti. Solitamente dopo questi servirebbe forse la protezione di per Shiva, avere per soprattutto renderti più più armatura, soprattutto in resistente un in combattimento del combattimento. genere. Guardate un po', in un altro combattimento in mezzo dove la protezione di Shiva poteva essere fondamentale sia per rallentare gli avversari intorno, perché permette soprattutto di evocare una sorta di morsa ghiacciata che blocca e rallenta tutti gli avversari del 40%, e dona soprattutto armatura. Bene, comunque un altro teamfight utile per la squadra per guadagnare qualche altro soldino. Potete vedere già Jakiro che si sta potenziando, che sta potenziando le sue abilità stesse, completando lo scettro di Arganim per ovviamente migliorare la sua abilità, l'ultimate. Vediamo un po' Skeleton King come si sta Sì. uppando. Ovviamente ha potenziato la sua abilità principale, ovvero cerca di velocizzare l'attacco e soprattutto utilizzare il bracciale di Mordigan per essere più efficace in combattimento. La nostra squadra è composta quindi in pratica da tre carry, perché Sven lo possiamo considerare anche come un carry oppure come un disabler. Diciamo che Sven è un personaggio unico in questo gioco, oltre a Silencer, perché ha il ruolo sia di supporto che di carry allo stesso tempo. Solitamente è considerato un supporto, diciamo, nell'ambito dei tornei comunque internazionali, però se la squadra non ha nessun carry che fa molti danni, lui può essere considerato carry grazie alla sua ultimate, che permette di triplicare il danno Forza che divina. appunto lui fa. È davvero devastante. Quindi in questa squadra Sì, abbiamo esatto, forza divina. ben due Permette di triplicare il persone, danno che Sven diciamo arreca. pure tre, che hanno il compito di uccidere, di fare soldi e soprattutto di mettere fine ai combattimenti distruggendo gli avversari, e soprattutto essi verranno accompagnati da... Sì? Diciamo che, se interrompo, le due squadre, diciamo, sono assemblate un po', come dire, in base a preferenze, non tanto di ruoli, perché abbiamo Invoker che può essere considerato iniziatore, semi-carry, disabler e teamfight, ovvero può iniziare teamfight, può disabilitare gli oro nemici, può essere considerato semi-carry perché fa tanti danni ed ha bisogno di un discreto, diciamo, numero di oggetti. Skeleton King che è un hard carry, che ha bisogno di tanti oggetti per essere efficace. C'è Kiro che è l'unico supporto forse puro del gioco, della squadra, che appunto ha il compito di supportare, ma è anche iniziatore di Col teamfight ghiaccio. grazie al patto di ghiaccio e il muro di fuoco. Lifesteller è un altro hard carry, perché appunto all'inizio non ha bisogno di Abbiamo detto in precedenza. tantissimi soldi, però se riesce ad averli può ribaltare la partita senza problemi. E Sven Come è abbiamo un detto altro prima, appunto, disabler. diciamo, carry Bene, supporto, sì. Invece sì? l'altra squadra, scusami Edward, abbiamo Rubik che è un supporto, che può rubare le magie degli altri e farle proprie. Sniper è un hard carry, assieme a Riki che anche esso è un hard carry. Zeus invece è un ganker, diciamo che avrebbe il compito di uccidere gli eroi nemici, però a quanto vedo si è fatto molto più supporto che ganker. E abbiamo Bloodseeker che anche lui è un carry ganker, quindi diciamo è una partita molto vista tra carry. E ci sono pochi Però pochi ma supporti in buoni, questo gioco. perché come potete ben vedere anche in questo teamfight è stato molto utile Jakiro per bloccare Riki, che a quanto pare è fastidiosissimo in queste ultime parti della partita. Comunque, vediamo un po' adesso come si sta evolvendo l'equipaggiamento dei nostri personaggi. Vediamo un po' Jakiro che ha acquistato il Mechanism, soprattutto per darci più resistenza. Il Mechanism cura 250 HP in un'area e dà soprattutto armatura, fondamentale per essere più resistenti nel combattimento all'interno di un determinato teamfight. Comunque, abbiamo analizzato per bene le abilità di Invoker e abbiamo visto che è uno dei personaggi più potenti del gioco, ma soprattutto anche più difficili, perché ovviamente bisogna avere un controllo delle abilità in maniera proprio assordante. E in questa partita non ho utilizzato molto la forgia di spirito, la morsa congelante, il passo fantasma e la parete di ghiaccio, però adesso vediamo con Alessandro di analizzare questi 4 elementi fondamentali. Vediamo un po' intanto di iniziare dalla forgia di spirito. Cos'è questa abilità e a che cosa può essere utile? Vediamo un po'. Solitamente questa abilità Forgia di Spirito è utilissima se si sceglie di usare un Invoker carry, ovvero un Invoker che ha il compito di essere forte nelle fasi finali del gioco, perché Forgia di Spirito permette di creare, diciamo, un'entità del fuoco che, diciamo, attacca indipendentemente e può essere controllata da Invoker stesso. E
se si potenzia a livello 4 la Escort e a livello 4 il Quas, permette di creare due spiriti che diciamo fanno ingenti danni nel combattimento, tipo quasi 100 danni al secondo per ogni attacco, che è davvero tantissimo se il combattimento dura. Morsa congelante è uno dei disabler più forti del gioco perché consente di usarlo, diciamo, a grande distanza e ogni volta che il nemico viene colpito in un arco di tempo verrà congelato sul posto, interrompendo canalizzazioni, tentativi di magia o fughe. Un'abilità che stunna Quindi per davvero 3 volte e dura anche un diversi disabler secondi. molto forte. Molto importante, un danno da congelamento. Mentre il passo Esattamente. fantasma, a quanto pare, con la combinazione degli elementi di Quas e dell'agilità, ovvero di Vex, permettono di rendere Invoker invisibile, ad un'abilità molto più Vex? furtiva, molto più fuggitiva, che permette anche di scappare da un'eventuale situazione difficile. Mentre per quanto riguarda la parete di ghiaccio, un'abilità che non ho utilizzato completamente in questo game, vediamo un po' che cosa fa e quando è utile utilizzarla. Beh, diciamo la parete di ghiaccio. Oddio, Vedete grande un po' teamfight. gli Eh no, avversari si perché lanciano immediatamente. no, Lo stavo so, per però descrivere ogni l'abilità. tanto accadono cose proprio fantastiche. Eravamo andati a distruggere le caserme, tre avversari si sono lanciati su di noi, a quanto pare siamo riusciti a farli fuori. Vedete un po' il meccanismo di Jakiro come è importante, che ci ricarica e ci rende più importanti in battaglia. Ecco qua che ovviamente una combo fantastica. Mette a segno una tripla uccisione. Forse un po' rubata a Skeleton King. Grazie anche a Skeleton Infatti. King con la gemma della vera visione. Comunque, vediamo un po'. Dai. Cosa faceva il muro di ghiaccio? Parete di ghiaccio. Il muro di ghiaccio, sì, crea praticamente un muro davanti a sé, diciamo di ghiaccio, che può essere attraversato, ma riduce di tantissimo la velocità di movimento delle unità attraversate, ovviamente nemiche, e arreca danni al secondo. Davvero utile per scappare o anche per, diciamo, nei combattenti di squadra, se si riesce appunto a mandare a segno questo muro di ghiaccio. Il nemico non riuscirà a muoversi, quindi ottimo contro gli hard carry, come ad esempio potrebbe essere la Steller. Se la Steller viene rallentato del 140%, la vedo dura per lui raggiungere gli obiettivi nemici, così come Skeleton King o Sven. Fortunatamente, diciamo, Invoker è in questa squadra, quindi Ecco che buon per loro. viene fatta a pezzi. Ancora Ecco, Jakiro, qui fatto di Tornado, ghiaccio, Meteoro. Meteoros, ovviamente anche colpo congelante li mettono immediatamente al tappeto. Vedete un po' la partita come si è ribaltata all'interno dei primi attimi della partita. Ovviamente non avete visto molto perché la partita era molto più statica, non veniva effettuato niente di che, però molti membri della squadra appartenenti quindi ai Radiant sono stati fatti fuori da parte quindi di Riki, che è diventata abbastanza forte. Vedete un po' gli oggetti che si è riuscito a fare: offerta di Vladimir, sangue Yasha e lama demoniaca, oggetti che danno molto danno e rigenerazione della vita, quindi eravamo molto in difficoltà. Però adesso potete vedere che ci siamo un po' ribaltati, 36 uccisioni su 32. All'inizio non eravamo riusciti a distruggere nessuna torretta, mentre loro ben 2, e quindi davvero un'ottima rimonta. Potete vedere che adesso ho completato anche la ricetta del desolatore. È stata un'idea molto più azzardata, perché non avevo più idea di cosa comprare a Invoker, visto che sarà la terza partita che lo utilizzo. Però vediamo un po' Alessandro che cosa dice sul desolatore, questo oggetto per Invoker sempre. Beh, il desolatore ovviamente è un ottimo oggetto, sì, ovviamente per Invoker. Diciamo che sembrerà una sciocchezza, ma il desolatore è considerato un ottimo oggetto di attacco anche per Invoker, perché se Invoker si specializza sull'essere semi-carry, avrà la possibilità di abbassare l'armatura con ogni attacco e col Vex di aumentare gli attacchi al secondo, perché ovviamente aumenta anche la velocità d'attacco, quindi il desolatore diventa molto forte, diciamo, rispetto magari ad altri personaggi. Vedo Sniper che è riuscito a mancare Jakiro per un pelo, ha utilizzato il E ovviamente meccanismo per anche il bastone curarsi e della forza è Sniper, stato diciamo, fondamentale per è rimasto a portarlo bocca via. Guarda asciutta, qua, se così abbiamo posso dire. salvato a 320 HP, mamma mia. Infatti il bastone della A forza pelo. è l'oggetto che adoro di più. Comunque potete vedere 3266 soldini, non so più come spenderli questi soldi, perché ovviamente abbiamo l'inventario pieno. Bene, comunque possiamo vedere che gli avversari, diamo un'occhiata alla base, siamo riusciti a distruggere in mezzo la torretta e le caserme. Vi ricordo che quando vengono distrutte le 2 caserme vengono prodotti super creep, mega creep corpo a corpo, Vengono dei creep generati, molto più sì. importanti, molto più imponenti, che possono fare molto più danno dei semplici creep corpo a corpo. Hanno un attacco e una difesa raddoppiata e anche una velocità di movimento uguale, e però sono molto più competitivi.
Comunque, vediamo un po' gli avversari. Adesso continuano a cercare una sorta di, come possiamo dire, una sorta di controffensiva alla nostra, che stiamo portando Invoker al centro, quindi della, possiamo dire, sul podio. Ben 16 uccisioni, 2 morti e 17. Poi ritroviamo Bloodseeker in seconda posizione con 13 uccisioni e 11 morti. Delle uccisioni che sono state effettuate più a centro partita, centro inizio partita. Questo probabilmente sarà l'ultimo attacco da parte dei Dire, per poi mettere fine alla loro esistenza con la distruzione del Nexus. Potete vedere qui a sinistra la classifica, vedete un po' Jakiro come è stato importante in questa partita, un iniziatore fondamentale per la nostra riuscita in battaglia, e 24 assist sono stati una cosa davvero fantastica. Infatti potete vedere che è sempre lui a iniziare il combattimento con queste morse di ghiaccio. Vedete un po' adesso quello che accade, tornadi, addirittura un'ottima attacco da parte della nostra Meteora, che vedete un po' rotola davvero per tantissimo tempo proprio per la sua efficacia dovuta al Wex, questa abilità che nel momento in cui viene aumentata di tanto permette, come possiamo dire, che la Meteora rotoli, ecco, più veloce, rotoli Vabbè, di più essere più veloci, anche la Meteora rotola più immediatamente da veloce. un ottimo guanto di Sven, e soprattutto messo al tappeto dall'abilità del nostro fantastico Lifestealer impersonato da Ghost Alpha con le sue ferite aperte, un'abilità che rallenta e succhia vita. Comunque Sniper è l'unico superstite che si accinge nella giungla alleata per cercare di ritornare in base il più presto possibile, ma potete vedere che la nostra partita si sta avvolgendo al termine. Troviamo anche Sven con lo scettro del Re Nero che ormai sarà immune alle magie, e ormai ci portiamo direttamente alla vittoria con un'ondata di creep, mega creep corpo a corpo. Vedete il corriere che arriva direttamente, se ne sale al cielo con un ottimo attacco del nostro Sì. Invoker. Vedete un po' adesso le torrette che vengono attaccate immediatamente. Ghost Alpha, ovviamente Lifestealer, si circonda di un'ottima carica elettrica per cercare di intercettare gli avversari. Ed ecco che Sniper ovviamente non può fare nulla. Guardate la Meteora di Invoker quanto toglie, è riuscita a levare tutta la vita a Zeus, ben 1000 di Sì, vita, infatti. 1000 punti vita che sono stati importantissimi. Adesso cerco un po' di intrattenere gli avversari nella base affinché non escano per la distruzione del Nexus. Potete vedere quindi la vittoria da parte dei nostri Radiant, che all'inizio avevano trovato un po' di difficoltà perché i ruoli iniziali non erano del tutto ottimi. Comunque un'ottima partita, spero che vi sia piaciuta la presenza, ragazzi, di Alessandro, la presenza di un esperto, ovviamente più esperto di me. Ha dato qualche parere in più su Invoker, che io ovviamente volevo farvi vedere questo personaggio che era molto importante, solo che non conoscevo ogni minima sfaccendatura di questo personaggio. Quindi abbiamo avuto il parere di Alessandro anche su Invoker e anche sui personaggi in generale di Dota che hanno partecipato a questa partita, che sono stati fondamentali per la nostra. Spero che il video vi sia piaciuto, che possa avervi aiutato per la composizione di un equipaggiamento e soprattutto anche di uno stile di gioco diverso con questo nuovo personaggio, ovvero Invoker. E soprattutto un saluto dal nostro Edward Van Helgen e da Nightmare. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao a tutti.